un'idea di quanto è grande questo porto, bisogna essere proprio qui sopra una nave traghetto a 20 metri di altezza sopra il mare. Si vede la grandiosità del teatro marittimo che dà sulla città. Abbiamo qua di fronte a noi il Duomo che sovrasta tutte le altre costruzioni della palazzata, che sono tutti questi edifici con la stessa altezza di fronte al porto. Sono stati progettati in questo modo dopo il terremoto per ricordare l'antica palazzata che correva per 700 metri dal Palazzo Reale, che era lì accanto al traghetto bianco, fino all'ingresso del porto. Questa è l'immagine che vedono i crocieristi quando arrivano a Messina, questa città adagiata sotto le colline, con questi edifici squadrati, moderni e razionali, costruiti molti subito dopo il terremoto e molti altri dopo i bombardamenti del 1943, dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Il rumore che sentite è il traghetto su cui stiamo uscendo dal porto. Uscire dal porto di Messina è uno spettacolo irripetibile. Qui siamo di fronte alla fiera e lì confuso fra le macchine c'è Nettuno, la statua di Nettuno, Scilla e Cariddi.